Convinta dalle sue insistenze, aveva accettato di affidarsi a lui per inserti pubblicitari su siti e riviste specializzate, consegnandogli un acconto di quasi 1.000 euro con il quale l'individuo si è dileguato senza farsi più trovare. Dopo una breve indagine, i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno denunciato a piede libero per truffa un sessantenne di origini pugliesi residente nel Bresciano. A più riprese l'uomo si era recato in una parafarmacia del centro di Castelfranco, offrendo alla titolare dei servizi pubblicitari, in particolare online e su pubblicazioni di settore. Dell'acquisto e della cura degli spazi si sarebbe occupato lui, ma avuti i soldi è sparito. Mettendo insieme i filmati delle telecamere di videosorveglianza, le testimonianze e altri dati, i militari sono arrivati al truffatore seriale, non nuovo a raggiri di questo genere. Il sospetto è che anche altri commercianti castellani siano stati truffati allo stesso modo. In quel caso i carabinieri invitano le vittime a farsi avanti e denunciare il soggetto.